inaugurare la fase maschile della Coppa Triveneto 2009 è stato Sovizio, con il bell'impianto comunale. A Sovizio si sono affrontate l'AE Elettronico Derzo, PAV Natisonia e C9 Arco Riva. La vittoria finale è andata alla Laeo Derzo. È una grandissima soddisfazione dopo aver vinto la Coppa Veneto un mese fa, oggi essere qui e aver vinto la Coppa Triveneto. È una settimana abbastanza intensa perché sabato in teoria facendo un punto abbiamo vinto anche il campionato, quindi adesso ricarichiamo le batterie e pensiamo a sabato. La Laeo Derzo inizia già a pensare alla prossima stagione. Alla promozione in B2 manca solo la matematica e anche la Coppa Triveneto è stata conquistata agevolmente. Per noi è stato abbastanza semplice, dato il nostro livello tecnico. Quindi non abbiamo avuto grosse difficoltà e niente, speriamo di continuare così anche per il prossimo anno con lo stesso gruppo. Oderzo sino a questo punto ha vinto tutte le gare di campionato in Serie C, tutti gli incontri di Coppa Veneto per 3-0 ed ancora per 3-0 tutte le partite di Coppa Triveneto. Questo è il voto che si dà all'allenatore. Un buon voto sicuramente, 10 sarebbe la perfezione, forse un po' troppo, io sono un pochettino più tranquillo, dico 8,5 potrebbe essere, abbiamo fatto le nostre partite molto buone, altre invece un po' meno, però dai, mediamente penso che possa essere un buon voto, anche 8,5, 9. Secondi classificati i friulani del Natisonia, soddisfatti dell'esperienza fatta alla Coppa Triveneto. Sicuramente è sempre una bella esperienza, no? Sono anche abbastanza soddisfatto per il gioco che abbiamo espresso, anche se magari con un attimo di convinzione in più forse si poteva riuscire a strappare qualcosa di più all'Oderzo, che comunque era già dall'inizio data come squadra, diciamo, favorita. A classificarsi terzo in ambito maschile è stato il Trentino con il C9 Arco Riva, che ha beneficiato del confronto sportivo extra regionale in vista del finale di campionato. Soprattutto da noi le squadre ormai sono 3 o 4 che si giocano il campionato. Quest'anno si sono trovate in confronto 3 squadre che guidano i rispettivi campionati, quindi sicuramente anche da un punto di vista conoscitivo del modo di giocare e di crescere delle varie società è stata sicuramente un'esperienza positiva. Anche per Sovizio la Coppa Triveneto è stata una grande vetrina. Nel paese in provincia di Vicenza c'è fra l'altro un bell'impianto a disposizione. Per quanto riguarda l'uso degli impianti o per quanto riguarda anche l'investire come contributi, siamo molto vicini alle realtà sportive, la polisportiva di Sovizio e quant'altri associazioni che svolgono attività che si rivolgono ai giovani, soprattutto ai giovani. Non dimentichiamo che a coordinare la mole organizzativa delle finali di Coppa Triveneto c'era il comitato FIPAV di Vicenza. Come Consiglio Provinciale siamo contenti di aver ospitato questa bellissima manifestazione che ogni anno permette a 3 regioni confinanti di stare insieme e di passare una giornata di sport. Oggi per fortuna aiutati anche da un bellissimo sole. E quindi la manifestazione è andata molto bene, siamo felici di questa giornata vissuta insieme. Per il Veneto della pallavolo il 2009 è un anno importantissimo che culminerà a fine agosto con i mondiali pre-juniores maschili. Sì, quest'anno è una cosa credo incredibile perché avremo 4 manifestazioni importantissime. Una è il solito trofeo delle province che quest'anno avrà la durata di 2 giorni. Avremo una finale nazionale Under 16 che sarà gestita dal comitato provinciale, Under 16 femminile che sarà gestita dal comitato provinciale di Venezia e questa verrà fatta a Jesolo. E infine avremo il campionato nazionale di Beach Under 21 e per finire con la ciliegina sulla torta il campionato mondiale pre-juniors maschile Under 19 dal 28 agosto al 6 di settembre a Bassano e a Jesolo.